ai fatti con Antonino Danna. A te la linea, Antonino. Grazie, cara Sveva. L'estate fino agli anni 60 non aveva una colonna sonora. L'estate era diventata tempo di ferie negli anni Norbace, in cui il fascismo mandava la gente a fare le vacanze con i treni scontati al 70% e nascevano le colonie per i figli dei dipendenti. Negli anni 60 il rito estivo delle ferie cominciò a trovare il tormentone, la canzone che rappresentava quella determinata estate, quel determinato periodo sotto il solleone. Gianni Pettenati è sicuramente parte di quella colonna sonora dell'Italia degli anni 60 e dell'estate, perché l'estate è rimasta ferma agli anni 60. L'estate continua a essere in fondo l'andar leggeri, una Vespa, 100 lire, tre canzoni, andare al mare, un gelato assieme. Questo è l'estate perché è uno stato d'animo e tante volte, specie nell'inverno così freddo, c'è bisogno di portarselo addosso. Gianni Pettenati è stato questo, con Bandiera Gialla, questa canzone nata a imitazione del programma di Arbore e Boncompagni, che fu il primo programma a dare voce ai giovani nella radio di Stato, la RAI, negli anni 60. E in particolare Bandiera Gialla è un titolo che venne trovato da Luciano Rispoli perché essendo questa musica, la musica rock, la musica dei giovani, completamente ignota alla radio di Stato, almeno fino a quel momento, vennero trattati con il segnale, la bandiera gialla, appunto, che si mette sulle navi quando c'è la quarantena perché ci sono gli appestati. E di conseguenza questo programma strano, in fondo un po' pirata, fu quello che gradualmente portò anche a cambiare la radio e poi negli anni 70 con la sentenza 202 del 76 della Corte Costituzionale portò alla nascita delle radio libere e di un nuovo linguaggio. Noi siamo figli anche di Bandiera Gialla e di Gianni Pettenati che se n'è andato avantieri a 79 anni in quel di Albenga. Non a caso se n'è andato in questo inverno, proprio perché lui l'estate ce l'aveva dentro. Amici e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà.
Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna, puntata numero 944 di oggi, martedì 25 febbraio dell'anno del Signore 2025. I nostri soliti caveat: date il sangue perché salverete vite umane. Il secondo, radiolibertà.net, bellissimo quotidiano online dove troverete liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa dei Semivarini, le videopillole e molto altro. Le nostre coordinate 340 670 9659 se volete essere dei nostri attraverso la zappa o WhatsApp, il telefono 029294 7222 quando lo dirò io. Ma adesso, ladies and gentlemen, è il momento del diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi e a seguire il Qui Parlamento. Vai pure, Sveva. La crisi economica e politica che ha investito frontalmente l'ex potentissima Germania è dovuta in gran parte all'ex premier Angela Merkel, che ha governato questo paese per ben 3 legislature e che poi ha abbandonato il bastone di comando solo per sua decisione. Se avesse deciso di candidarsi ancora, la Merkel sarebbe stata rieletta per la 4ª volta consecutiva perché aveva letteralmente ipnotizzato il suo paese. Fra i suoi errori clamorosi c'è il decentramento massiccio in Cina dell'industria automobilistica tedesca, la totale dipendenza energetica dalla Russia, l'immigrazione alluvionale, la chiusura anticipata delle centrali nucleari e infine l'accettazione supina dell'iperecologismo di Greta Thunberg. In compenso la Merkel aveva silurato brutalmente Friedrich Merz, che adesso, per fortuna, è diventato il potenziale cancelliere tedesco. Molto bene, questo era l'implacabile, come sempre, Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi, e le sue analisi sul voto tedesco sono quanto mai condivisibili, direi. Adesso c'è questo Merz che vuole avere un'Europa indipendente dagli Stati Uniti d'America, non so fino a che punto sarà in grado di garantire questa indipendenza europea, non fosse altro che conta chi ha la supposta atomica. Se ci fate caso, Macron e il buon Keir Starmer, il primo ministro britannico, hanno ben pensato di prendere un aereo e in successione andare a baciare la pantofola del presidente Trump in quel di Washington. Del resto, lo stesso Merz ha detto che chiederà immediatamente a Macron di mettere a disposizione dell'Unione Europea la Force de Frappe, la forza nucleare voluta da De Gaulle negli anni 60 come deterrente contro l'Unione Sovietica, aggiungiamo per chi l'ha visto, per chi non c'era e per chi quel giorno lì inseguiva la sua chimera, e in particolare questa Force de Frappe che già anche lo stesso Sarkozy aveva inteso come eventualmente a disposizione della tutela dell'Europa, dovrebbe diventare il nostro invincibile scudo atomico, insieme con, nel caso, l'assicurazione sulla vita degli inglesi, perché come sapete anche gli inglesi sono una potenza atomica. Vedremo che cosa succederà. Certo è che poi essere nelle grazie quanto vuoi di Trump, poi lavorare bene, poi essere ben voluto quanto vuoi, ma se non hai la supposta atomica non puoi partecipare al tavolo dove si decidono le sorti del mondo, anche perché mi pare di capire, e credo che su questo probabilmente saremmo d'accordo un po' tutti, anzi apriamo i telefoni a questo punto allo 0292947222 se avete voglia di intervenire. Credo che sia chiaro che in questo gioco, nel grande gioco delle potenze, oggi come oggi, specialmente se pensiamo alla soluzione ucraina, si siede al tavolo soltanto se si mette la pistola atomica ben carica sul tavolo, che sta là a dimostrare la propria forza e il proprio diritto di parola in queste situazioni. Mi spiace dirlo, ma credo che il mondo
sia arrivato a questo e si sia imbarbarito ulteriormente. Allora, dovevamo avere l'onorevole Giorgia Andreuzza, per il cui Parlamento non riusciamo a entrare in contatto con lei. Noi diamo anche un'occhiata alle agenzie. Nel frattempo, in forma Lanza, alla Camera e in aula l'esame della mozione di sfiducia contro la Santanchè. Rifletterò sulle dimissioni, ma da sola, senza ricatti. A breve ci sarà un'altra udienza preliminare, dice Santanchè, e finora abbiamo solo sentito l'accusa. In quell'occasione farò una riflessione. Giuseppe Conte, Meloni è ricattabile, o Fratelli d'Italia è inebriato dal potere. La Schlein, Meloni fa finta di non conoscerla. La guerra in Ucraina, il governo, l'invio di truppe a Kiev non è all'ordine del giorno. Tajani, è possibile solo con l'ONU. Salvini, ci andrei molto cauto. Ancora la sentenza, una condanna e 8 assoluzioni per il disastro di Pioltello. Il 25 gennaio del 2018, qualcuno di voi lo ricorderà ancora, c'è stato il deragliamento di un treno carico di pendolari perché un giunto sulle rotaie ha ceduto e ci sono stati anche dei morti. Fu qualcosa di drammatico. Oggi la magistratura ha accertato una volta per tutte la verità processuale. L'Ucraina, il premier polacco Tusk, domenica riunione a Londra sui piani di difesa comune, è attesa anche la Meloni. Dal passato la storia si fa sentire. Oggi è morto l'agente che era con Kennedy quando fu assassinato, aveva 93 anni, una vita con il rimorso per quel 22 novembre del 1963 per non essere riuscito a salvare la vita al presidente. Per chi va a scuola, lo diciamo anche per voi, eccolo qua, dall'inizio di marzo, ora vi dico anche quando, perché l'avevo letto, ecco qua, dal 3 marzo le prove invalsi, cominciano i maturandi. Una notizia però che vi voglio dare che mi ha particolarmente colpito è quella relativa al processo della povera Sharon Verzeni, che come sapete era questa giovane donna che quest'estate, nel luglio scorso, era uscita di sera a fare una corsetta ed è stata uccisa da un gentile signore, si fa per dire, Moussa Sangaré, il reo confesso dell'omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate a Terno d'Isola la notte tra 29 e 30 luglio del 2024. Bene, i giudici della Corte d'Assise di Bergamo, in forma Lanza, hanno accolto le richieste di perizie psichiatriche per lui. L'avvocato Giacomo Mai, legale di Moussa Sangaré, ha chiesto la perizia psichiatrica sulla capacità di stare in giudizio e la capacità di intendere e volere al momento del fatto del suo assistito nel corso della prima udienza del processo davanti alle assise di Bergamo. Il legale ha parlato di atteggiamenti distaccati dalla realtà di Sangaré in base ad alcune relazioni. Il PM di Bergamo, Emanuele Marchisio, si è opposto alla concessione della perizia psichiatrica. Marchisio ha sottolineato che l'uomo è stato dimesso dal reparto protetti a settembre. L'uomo viene definito raziocinante e capace di capire la situazione nella quale si trova. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Carissimo Antonino dalla terra di Virgilio, ti saluta Marco da Mantova. Immenso Marco, ciao, ben trovato, dimmi tutto. Anche a te. Allora io volevo fare un breve commento sulla situazione internazionale. Prego. Siccome noi stiamo vivendo un periodo non convenzionale, servono dei metodi altrettanto non convenzionali e sono quelli che sta usando Trump. Certo. Perché la follia di chi l'ha preceduto, e non sto parlando soltanto di Biden, che è stata l'ultima marionetta del teatrino Dem, stava portando il mondo in mano alla Cina. E la Cina, sappiamo tutti benissimo, essere una dittatura. Sì. La follia di Clinton e di Blair negli anni 90 credevano che facendo evolvere la Cina dal punto di vista economico, la Cina sarebbe diventata occidentale. Ma la Cina non può diventare occidentale perché ha 3.000 anni di storia. E in quella terra non c'è mai stata la democrazia, come non c'è mai stata in Sud America, come non c'è mai stata in Africa. La democrazia è soltanto occidentale, europea e statunitense o canadese al massimo. Quindi bisognava riportare il mondo in asse occidentale, perché altrimenti, noi l'abbiamo visto con i BRICS,
si stava formando una cordata che l'Occidente lo voleva annientare. Quindi cosa ha fatto Trump? Doveva staccare Putin dall'abbraccio cinese, dove l'aveva cacciato Biden, dove l'aveva cacciato Obama, e l'unica cosa da fare è cosa? Far cessare la guerra, perché con le guerre i commerci si fermano, allo stesso tempo con i commerci far ripartire gli Stati Uniti, i dazi servono per colpire quelle merci che affondano le merci statunitensi negli Stati Uniti e magari far ritornare qualche azienda. Ci vorranno un po' di anni, perché non penso che sarà facile far ripartire delle filiere intere che sono state portate in Messico, in Cina, in India, da altre parti. È dolorosissimo, solo che l'Europa questo non l'ha ancora capito, per un discorso ideologico. I socialisti europei e i forzisti europei, perché lo dobbiamo dire, il PPE non è altro che il partito di Forza Italia in versione continentale, non possono abbracciare la teoria di Trump, perché sono socialisti. Finché c'era Biden si sono appecoronati a tutto quello che ha detto e fatto Biden. Adesso che c'è Trump che sta cambiando le carte, o perlomeno cercando di cambiare le carte, l'Europa non lo può seguire, perché di fatto Germania e Francia sono già cinesi. Il 35-40% delle aziende tedesche dipendono completamente dalle merci cinesi, e la stessa Germania, che ha 300 miliardi di interscambi commerciali con la Cina, se la Cina domani gli dice basta, la Germania, se non è già finita oggi, lo sarà domani. Purtroppo noi siamo in una situazione scomodissima, però questo è Trump, questo vuol dire make America great again, rifacciamo grande l'Europa e l'America, e per farlo Trump non baderà a spese, per quello non guarderà in faccia a nessuno. Intanto si sta accordando con la Russia per... Marco, però ti devo chiedere 10 Sì. secondi di pausa perché abbiamo sforato l'orario. Vai, non Scusa c'è un problema, attimo. mi sono dilungato, scusami. Jingle. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci, stavi dicendo? Pronto? L'interscambio delle terre rare a spese dell'Ucraina, perché alla fine poi dovranno accettare gli ucraini Zelensky, altrimenti verrà detronizzato in qualche modo. E quindi l'Europa cosa ha fatto? Non seguendo Trump penso che si caccerà nei guai, ma molto nei guai, perché in Europa non mi sembrano tutti così ansiosi di seguire il percorso di Trump. Speriamo che lui è un trattativista, lui è un commerciale, e quindi abbiamo capito, parte con delle sparate assurde perché così almeno va sui giornali, va sui media, e poi fa la trattativa. Speriamo di cavarcela, tutto qua. Volevo dirti questo, Antonino, scusami, mi sono dilungato. Comunque questa è quello che sta facendo Trump, rovesciare il mondo al contrario. Io ho parlato solo dell'aspetto commerciale, ma c'è anche l'aspetto sociale, che era stato messo in piedi dai Dem, e che volevano un altro mondo a livello socialista. Ti saluto, ciao Antonino. Ciao Marco, allora, il tuo è un intervento molto lungo, ti dirò solo una cosa per quanto riguarda la Cina e per quanto riguarda Trump. A parte che sono d'accordo con te, ma il punto è quello che diceva Nixon, che fu quello che aprì alla Cina insieme con Henry Kissinger, che è stata la mente diplomatica più grande del XX secolo, e questo credo che sia ormai assodato. Nixon diceva che il problema della Cina, e questo lo diceva già nel 1972, il problema della Cina non era il problema degli ultimi 20 anni del XX secolo, era il problema di tutto il XXI secolo. Allora, questo che cosa significa? Significa che ci vogliono leader di quella levatura, con quegli attributi politici, con quella formazione, in grado di rendersi conto che il XXI secolo è un secolo nel quale nel bene e nel male tu devi avere a che fare con le autocrazie e ti ci devi confrontare. Bill Clinton è quello di Monica Lewinsky, cioè il suo livello quello è, non è stato un gigante come presidente. Tutti gli altri che sono venuti appresso non è che sono stati sto granché. Trump è un immobiliarista, è uno che per sua stessa ammissione, io ne ho scritto su Italia Oggi,
Nei suoi libri o quelli che firma, dove racconta l'arte del contrattare con gli altri, spiega che lui il suo obiettivo è che deve schiacciare l'avversario, perché è la cosa più importante quando si fa un trattato. E questo vi spiega perché, per esempio, a Zelensky ha chiesto $2 restituiti per ogni dollaro che è stato speso dagli americani con l'accordo con le terre rare e così via. Poi dopo tratta, attenzione, non è che non tratta, ma il suo obiettivo è quello di fare rock the boat, dicono gli americani, annaca la barca, scuoti la barca, per dire fai casino, in modo tale che ti stanno a sentire mentre fai il pazzo e dopo gli chiedi quello che vuoi. L'uomo è fatto così, dietro c'ha la superpotenza americana, per cui chi al mondo gli può dire di no? E questa è la realtà in cui viviamo, signore e signori. Se vi piace è bene, se non vi piace è lo stesso. L'Europa, però, e questo l'ha capito bene Merz, il neocancelliere tedesco, o impara ad andare da sola e impara a mostrare i denti, a farsi rispettare quando è il caso, o se continuiamo a stare in mano a questi che hanno il problema del calibro delle zucchine, state tranquilli che le zucchine ci siamo capiti, no? Basta così. Adesso ci sentiamo Yvonne Elliman, I Don't Know How to Love Him, da Jesus Christ Superstar 1973, e dopo parliamo del Papa. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Con Vincent. Movie Time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
Antonino, a te la linea. Grazie Sveva, alle 18:41 minuti in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi qui a Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Allora, avete ascoltato Yvonne Elliman che canta I Don't Know How to Love Him da Jesus Christ Superstar del 1973. Questo era il pezzo preferito di Paolo VI dal disco di Jesus Christ Superstar, del quale lui era un estimatore. Ebbene sì, era rimasto affascinato da quest'opera rock sulla figura di Gesù. Paolo VI, che peraltro aveva già pensato e preparato una lettera di dimissioni negli anni 70, lettera che poi non ha utilizzato perché, come sapete, è morto nel 1978 a Castel Gandolfo e probabilmente sulla sua salute ha inciso e molto anche la vicenda umana di Aldo Moro, i suoi 55 giorni. Dico questo perché? Perché adesso noi parliamo del Papa, di Papa Francesco in particolare. Sappiamo dalle ultime notizie che stanotte ha passato una notte tranquilla, ha promulgato alcuni decreti, per esempio Salvo d'Acquisto, l'eroe Salvo d'Acquisto sarà beato molto presto, Bartolo Longo sarà santo e poi quindi continua a governare, continua a gestire la Chiesa Cattolica dal 10° piano del Policlinico Gemelli. Ma naturalmente il tema delle dimissioni aleggia non poco, oltre che si diffondono voci incontrollate sulla sua salute. Piccolo consiglio che mi permetto di dare a chi mi sta ascoltando. Primo, seguiamo tutti i comunicati che arrivano dalla stampa vaticana, perché il rischio di figure barbine vi garantisco che è molto alto. Secondo, tutto quello che accade va sempre inquadrato e letto alla luce delle norme di diritto canonico, perché se successione deve essere, vi garantisco che le norme ci sono e sono molto chiare. E terzo, per quanto cruda questa legge possa essere, ricordate sempre che morto un papa se ne fa sempre un altro, perché vedete, noi passiamo, ma la Chiesa resta. Questo è quello che dobbiamo tenere presente in questa vicenda e anche Papa Bergoglio lo sa, per cui si va avanti. Allora, detto questo, però resta un fatto: quando un papa sta male in ospedale, come fa a governare la Chiesa? Soprattutto, come fa a decidere che è venuto il momento di dimettersi? Mica il Presidente della Repubblica. Quando a Segni venne l'ictus mentre litigava con Moro e Saragat, si decise di fare, nei mesi in cui lui fu tra la vita e la morte, si decise che una commissione di 5 medici avrebbe dovuto stilare un certificato, dichiarare il Presidente impedito permanentemente e quindi poi il Parlamento avrebbe potuto votare il suo successore. Bene, nella Chiesa questo non si può fare perché il Papa ha la potestà piena, suprema, immediata su tutta la Chiesa. Pensate che sulle sue decisioni non è ammesso ricorso e lo può giudicare soltanto Dio in persona. Per cui come fai davanti a un potere del genere, a un potere simile che si è affinato nel corso dei secoli, come fai a gestire il fatto che la vita umana si è allungata e gli acciacchi di salute ci sono? Io ne ho parlato col professor Pierluigi Consorti, che voglio ringraziare. Professor Consorti insegna all'Università di Pisa, è un canonista di vaglia ed è, se mi passate il termine, presidente emerito dell'Associazione dei Canonisti d'Italia. E allora io lo ringrazio molto per la sua cortesia e sentite un po' che cosa ci siamo detti. Vai pure, Sveva. Resources. Scusatemi, c'è un momento, un problema. Arriviamo subito, qualche secondo. Siamo a disposizione, non c'è problema. Nel frattempo vi ricordo sempre 340 670 9659 per le vostre
per le vostre zappe o WhatsApp, oppure 0292947222 per eventuali telefonate. Comunque vi chiedo di commentare, ora che manderemo in onda la differita, vi chiedo di commentare le parole che dirà il professor Consorti e come pensate che si possa uscire da questa situazione, da questo impasse, naturalmente. Stiamo comunque parlando dell'uomo che, credenti o meno, rappresenta qualcosa per 1.300.000.000 di anime sparse su questo pianeta e rappresenta in fondo, se volete, l'ultima autorità morale che è rimasta in questa società, l'ultima davvero in grado di dire dei no che abbiano un peso, dei no che abbiano un valore. È una cosa non facile e tra l'altro si parla già di eventuali potenziali successori e così via. Come si può risolvere il problema dell'impasse papale? Come si può superare questo? Guardate, io vi dico la verità, anche e soprattutto dopo aver ascoltato il professor Consorti, come faremo tra poco. Credo che Francesco, se dovrà dimettersi, se dovrà rinunciare, per la precisione, lo farà dopo la fine di questo giubileo. Va bene, vai pure Sveva. E allora, questa sera qui a Zoom io ho il piacere di presentarvi il professor Pierluigi Consorti. Il professor Pierluigi Consorti è docente di diritto canonico presso l'Università di Pisa ed è già stato presidente dell'Associazione dei Canonisti Italiani. Potremmo dire che è presidente emerito. Professore, senta, intanto la ringrazio della sua cortesia e della sua disponibilità. Ecco, nel riflettere attorno a quello che sta succedendo in questi giorni con la degenza di Papa Francesco presso il Policlinico Gemelli, al di là delle notizie stampa e delle illazioni sulle possibili dimissioni del Papa e così via, mi sembra di capire che un tema si pone. E il tema è, primo, la vita si è allungata. Secondo, si può arrivare a una certa età, il Papa ha 88 anni, ma gli auguriamo ad multos annos, ci mancherebbe pure, potrebbe tranquillamente superare la novantina in discrete condizioni, e però questo nei confronti di un uomo che detiene una potestà piena, suprema e assoluta contro la quale non è ammesso neanche ricorso, significa anche che come può continuare a fare il Papa uno che è, per il suo stile, è sempre stato, diciamo così, molto deciso a prendere le decisioni in prima persona, non a delegarle, e conseguentemente lui dice si governa con la testa, non con le ginocchia, ma quando è che deciderà da sé di ritirarsi? Perché non è il Presidente della Repubblica con l'impedimento che viene certificato dai medici, solo il Papa può decidere quando lasciare la sua carica. E quindi quali sono i problemi che gradualmente la storia ci sta ponendo nei confronti dell'esercizio del papato? Buonasera intanto e grazie del suo tempo. Grazie, buonasera a lei, grazie mille di questo invito a parlare di questo tema. Allora, io tanto avrei piacere di dire che vorrei pormi in una situazione da giurista, ecco, non come già lei ha detto, conferma che speriamo che il Papa si rimetta presto e che quindi non ci sia bisogno di questa discussione per applicarla ad un caso effettivo, diciamo così. Però direi che da quando il Papa Benedetto XVI rinunciò a suo tempo al suo servizio petrino e si è posto questo problema, perché il diritto canonico ha sempre immaginato il Papa come una figura che esercita i suoi poteri di vescovo di Roma a vita e che quindi non era il famoso canone 332 che prevede la rinuncia del pontefice, quella che noi poi per semplicità chiamiamo dimissioni, ma sappiamo che non sono dimissioni. Quando l'abbiamo studiato ci diceva non è un'ipotesi di scuola, è una questione che diciamo, può accadere ma non accade, non è mai accaduta, anche se in realtà è accaduta. Quindi direi che il fatto che Papa Benedetto XVI abbia utilizzato questa possibilità ha riaperto la questione, e questa questione, come anche lei ha detto, si pone in termini concreti di fronte all'aumentare degli anni in cui noi, per fortuna, l'esperienza di vita è più lunga, ma anche l'esperienza di vita più lunga deve fare i conti con delle condizioni fisiche che possono non essere sempre
come posso dire, al massimo, soprattutto se si chiede esigenze di governo e di attenzione che potrebbero venir meno. Quindi, stabilita questa, diciamo, fatta questa premessa, direi sì, certo, il problema si pone, il diritto canonico non prevede, non ha regole che possano in qualche modo definire cosa succede quando il Papa fosse impedito, per qualsiasi motivo, diciamo, a governare. Faccio anche un esempio per togliere la questione della malattia. Immaginiamo il Papa che venisse rapito da qualcuno e fosse in una condizione di cattività e qualcuno quindi lo obbligasse a dire qualcosa, non possiamo sapere se quello che dice o quello che fa è effettivamente frutto della sua libertà oppure è condizionato dalla situazione che sta vivendo. Può essere la malattia, possono essere altre situazioni. Quindi non so se sto rispondendo alla sua domanda. Sì, il problema certo. si pone, il diritto canonico qui lascia un vuoto, ed un vuoto che riguarda intanto, come stiamo dicendo, la situazione del Papa impedito per qualsiasi motivo, anche quindi a causa di una malattia, che può essere un impedimento anche ancora una volta che non si conclude mai, o potrebbe essere anche un impedimento che si conclude. Immaginiamo una situazione in cui, che posso dire, per un certo tempo il Papa, non so, deve subire, ecco, facciamo un caso di questo tipo, alcuni giorni per cui non è in grado di essere vigilante, ma poi dopo può tornare a essere sveglio e vigilante. Qui si pone il problema, no? Un altro dei problemi dell'impedimento temporaneo. E poi certamente c'è anche un'altra questione aperta, e cioè lo stato giuridico eventualmente del Papa che ha rinunciato. Quindi la figura di Benedetto XVI e del suo ruolo e delle sue funzioni, eccetera, è stata gestita in maniera pragmatica. Non c'è una regola nemmeno su questo aspetto. Appunto, e a maggior ragione, se non sbaglio, qualche tempo fa presso l'Università di Bologna addirittura c'è chi ha ipotizzato una sorta di documento o di legge fondamentale che gestisca la situazione del Papa cosiddetto impedito. Ma sostanzialmente come si può in questo momento, quali sono le sfide che la degenza di Francesco potrebbe porre, insomma, se si prolungasse ancora? C'è chi dice che più o meno quando si hanno di questi problemi di salute ci vuole almeno un mese di degenza. Ecco, e in questo mese di degenza come si governa la Chiesa? Ma allora, come stiamo dicendo, la degenza di per sé non è un problema, non è un motivo che impedisce la lucidità, la capacità di svolgere anche l'attività di governo, che evidentemente dovrà essere svolta in maniera compatibile con la malattia e nel caso con il ricovero, ma questo non è il caso, diciamo, della sede impedita, no? La sede impedita in senso stretto è quando il Papa non fosse più in grado di esercitare in maniera libera la propria volontà, la propria coscienza, quindi qualcuno gli impedisce di farlo o qualche circostanza gli impedisca di farlo. Quindi direi che può restare ricoverato un mese, il tempo necessario, e questo non creerebbe problemi, no? Rispetto all'esercizio di governo. Anche in questo momento il Papa, per esempio, ha nominato un vescovo mentre era in ospedale, no? Sì, Quindi certo. questo non è di per sé un problema. Certamente diventa un problema pratico di fronte al fatto che l'esercizio dell'autorità petrina si fa anche con incontri, riunioni, visite di persone più o meno importanti. Insomma, la gestione dell'autorità nella Chiesa non è fatta soltanto di scrivere ogni tanto un decreto, ecco, oppure nominare un vescovo. Questo diventerebbe più complicato. La curia di per sé serve proprio perché l'autorità di governo venga sostenuta, perché l'autorità del Papa venga sostenuta, e qui, diciamo, dipende anche che cosa noi ci aspettiamo, ecco, da un Papa, no? Che cosa faccia un Papa, quanto debba essere valido. Il problema che lei ha posto non avviene può avvenire anche in altre situazioni, per esempio in cui ci sono cariche che restano a vita, no? Immaginiamoci alcune cariche, non so, il giudice della Corte Suprema negli Stati Uniti, insomma, cose che noi in Italia abbiamo anche i senatori a vita, però un senatore a vita, se non va in Senato non succede niente, ecco, questo chiaramente non è un organo. Quindi è un problema che per la Chiesa si è posto già con riferimento all'esercizio del potere di giurisdizione dei vescovi
ai quali è chiesto di rimettere al 75esimo anno di età nelle mani del Papa la scelta se continuare a esercitare la loro oppure no. Quindi qui c'è stato un momento in cui, già ormai diversi anni fa, la Chiesa ha posto, come posso dire, un limite legato all'età. Uno è questo dei 75 anni, l'altro, come ricorderete, è quello degli 80 anni di età per i cardinali che possono entrare nel conclave. Quindi direi che la Chiesa già ci ha pensato, ecco, a come fare fronte ai problemi che derivano dall'età. Nel caso del Vescovo di Roma, anche perché il Vescovo di Roma ha una funzione particolarissima, ci si è sempre astenuti dal regolarlo, no? Non so come dire. Quindi non c'è una regola e questo nel passato non è mai stato un problema enorme, certamente adesso proprio perché è cambiato. Perché un Papa ha rinunciato e non era impedito, diciamo, stava bene, non so come dire, certo. No? Ha liberamente scelto di dire: per me adesso io preferisco rinunciare. E quindi anche la figura del Papa è cambiata, no? E non è più un Papa solo vicario di Cristo, solo persona, diciamo così, che apparentemente è un uomo, ma in realtà è qualcosa di più di un uomo, no? Ecco, questi elementi col passare del tempo la figura del Papa si è desacralizzata, si è più umanizzata. E ecco che anche io e lei stiamo parlando di cose che forse 30 anni fa non avremmo discusso, insomma, o 50 anni fa senz'altro non avremmo mai discusso. Anzi, ci avrebbero chiesto di andarci a confessare perché saremmo stati sacrileghi nei confronti di Pio XII, per esempio. Esatto, sì. Che pure aveva preparato una lettera segreta di dimissioni nel caso in cui fosse stato rapito dai nazisti. Però, ecco, a maggior ragione, è ipotizzabile la nascita di un papato a tempo esattamente sulla falsariga dei vescovi, con magari le dimissioni, non dico a 75 perché non è possibile, si viene alle volte eletti attorno a quell'età, ma diciamo come è successo in questo caso, no? Nel caso certo, di Papa, ma magari entro gli 85-90 anni. Le regole sono sempre possibili, certo che vanno tutte attentamente studiate. Lei prima ha fatto riferimento ad alcuni colleghi, alcune colleghe che si sono poste questo problema, hanno fatto un lavoro molto, come posso dire, imponente, no? Nell'immaginare delle possibili regole intorno a queste due possibilità, come sto dicendo, il Papa impedito e il Papa emerito. Cose molto delicate, tutte delicatissime, no? Quando è già accaduto, quante persone per esempio hanno detto: ma il Papa non poteva rinunciare e pertanto il vero Papa è uno e non è un altro, no? Tutte questioni che si sono inseguite, come posso dire, in punta di forchetta, dicendo alcune stupidaggini, alcune cose che però potrebbero essere talvolta meno stupide. Per esempio, sapere che il Papa veramente sia libero di rinunciare in una situazione come quella di Benedetto XVI, che ha convocato i cardinali e ha fatto un discorso, peraltro in latino, assolutamente, come posso dire, compos sui, nessuno ha il problema di pensare che è stato condizionato, no? Se non certo. Magari, ecco, fantasticando. Nel caso in cui un Papa fosse ricoverato in ospedale, fosse in uno stato di incoscienza e qualcuno dicesse ha rinunciato, insomma, quanto possiamo essere sicuri che ha veramente rinunciato e che invece non avrebbe preferito, non so, ecco, anche di Giovanni Paolo II si ricorderà, persino insomma, l'ultimo a un certo giorno punto fu lui a dire adesso basta, insomma, non nunc dimittis, lasciatemi andare, perché ecco, per tutti il momento della morte è, anche è una parte della vita, no? Ecco, quindi noi lo stiamo trattando in maniera giuridica, però insomma, va considerato anche questo. Quindi se lei mi dice si può immaginare che comunque la regola attuale, cioè quella del diritto canonico, che consente al Sommo Pontefice di rinunciare, sia già un buono strumento, ecco, un utile strumento che è per l'appunto nelle mani del Sommo Pontefice stesso. E farei un altro esempio, se non sto parlando troppo. No, prego, lei prima ha fatto riferimento alla situazione della lettera lasciata, no? Ecco, anche questa ipotesi della lettera lasciata a qualcuno, la lettera segreta, dal punto di vista strettamente giuridico potrebbe essere problematico, perché può uscire a un certo punto una lettera che si attribuisce al Papa, magari con tanto di sigilli
di qualcosa in cui c'è il Papa ha detto che se fosse successa questa cosa lui va considerato rinunciatario. E quindi sì, anche qui il Papa l'ha detto, magari il Papa dice sì, però non è vero, non sono stato io, questa lettera, insomma, sono cose delicatissime che sono legate alla particolarità del governo della Chiesa Cattolica, che è vescovo di Roma centrico, ecco, che è la particolarità della Chiesa Cattolica, insomma. Certamente, ecco, a maggior ragione è ipotizzabile che un futuro successore tra molti anni di Francesco possa normare questa possibilità, cioè si richiede, ormai mi sembra che il tema sia sul tavolo. Gli ultimi papi hanno pensato però più ad apportare modifiche al conclave o comunque mettere a punto la macchina del conclave, anziché occuparsi di quello che in fondo porta a un conclave, la situazione di impedimento che, ripeto, non è più un tabù dire vabbè, allora ci si può sempre dimettere, si può sempre lasciare questo posto. E poi l'altra cosa che le dico è questa: un papa che si dimette, quale stile deve tenere? Ratzinger ha scelto il silenzio, ma nelle diocesi capita per esempio che il vescovo che se ne già il vescovo emerito ogni tanto magari riceva i sacerdoti e si levi qualche sassolino dalla scarpa o addirittura critichi il suo successore. In quel caso che si fa? Li chiudiamo nella Certosa di Serra San Bruno in Calabria? Ecco, allora sono due domande diverse. La prima domanda è legata, se adesso non ricordo male, all'ipotesi, no, in sé, perché i papi precedenti hanno modificato magari le regole. Ecco, questo è anche legato al fatto che forse i papi hanno sempre fatto attenzione in un certo modo a garantire, come posso dire, una certa, se non la successione indicando il successore, anche se sappiamo che qualche volta questo è anche avvenuto in maniera più o meno evidente, no? Magari simbolica, cose di questo genere, come però nel caso di ad Giovanni assicurare, Paolo I. come nel caso di Giovanni Paolo I, come nel caso adesso del Papa Paolo VI che mise appunto la berretta in testa ad un'altra persona, simboli che possono essere interpretati in maniera varia, ma comunque diciamo hanno regolato la modalità della successione, sono intervenuti su questo, non hanno mai regolato l'aspetto sostanziale di cui ci stiamo occupando adesso, cioè proprio che cosa succede quando, perché un Papa che anche rinunciasse, è chiaro che rinuncia, ma potrebbe, grazie alla sfera anche di influenza, dell'autorità morale che continua a mantenere, del rispetto che gli viene comunque tributato, e può in qualche modo anche orientare, no? Chiaramente la successione. Detto questo, diciamo che siamo in questa situazione, forse anche Francesco, che è stato più volte interrogato su questo punto, non ha voluto, come posso dire, prendere una decisione esplicita e ha voluto mantenere questo stile che lui ha detto, no? Ho già dato delle disposizioni nel caso succedesse qualcosa, e quindi diciamo chissà cosa succede. L'altra questione invece è che qual è lo status giuridico del Papa che ha rinunciato. E questo se ne è discusso molto, no? Io personalmente ho una mia opinione del tutto personale. Diciamo, la figura del Papa emerito in qualche modo è una figura che non trova un riscontro, secondo me, nella tradizione e anche nel diritto canonico. Potrebbe essere più ragionevole, per esempio, pensare al vescovo di Roma emerito, dunque rendere il vescovo di Roma come gli altri vescovi che diventano emeriti quando in questo caso raggiungono il 75esimo anno di età, in quest'altro caso hanno loro deciso di rinunciare e gli vengono attribuite delle prerogative, che sono le prerogative, per esempio fanno parte della conferenza episcopale, se vogliono possono presenziare, ma insomma non hanno, come posso dire, doveri specifici, e gli vengono mantenute delle prerogative legate al fatto che un vescovo resta vescovo comunque, anche dopo che ha rinunciato all'esercizio dei poteri che sono legati alla carica che coprono appunto durante munus, no? Cioè durante munere, durante l'ufficio che svolgono. Ecco, quindi questa potrebbe essere, a mio avviso,
l'ipotesi, qualcuno la esemplifico ancora di più, no? Si dice, ma dovrebbe il Papa Emerito vestire di bianco? Ecco, che è un simbolo che per la Chiesa Cattolica, perlomeno per noi in Occidente, è solo il Papa che veste di bianco, no? Nessun altro vescovo veste di bianco, anche se qualcuno in Africa o in Asia veste di bianco, però vestono di bianco, ma nessuno dicono perché è il Papa, no? Dunque, questa potrebbe essere un'altra situazione che è legata ai simboli che certificano la presenza di qualche potere o di qualche situazione specifica. Ecco. Allora, non è scritto niente. Benedetto XVI ha continuato, diciamo così, a esercitare la figura del Papa nel modo che sappiamo silenzioso, come sappiamo orante, però ha mantenuto la sua residenza a Roma, nel Vaticano. Ecco, tutto questo potrebbe essere al momento è lasciato al carattere e alla scelta delle persone direttamente interessate. Ecco. Come ha fatto lei un ottimo esempio, no? Come succede per i vescovi diocesani emeriti, no? Sì. Alcuni tornano a vivere nella diocesi in cui sono nati, alcuni vanno a vivere nella casa di famiglia, altri restano nella diocesi in cui hanno esercitato fino al giorno prima la loro autorità episcopale in sede plena, diciamo, e questo può in alcuni casi essere di grande conforto, in altri casi potrebbe essere un problema per i vescovi che arrivano, insomma, no? Che probabilmente possono sentire come un'ingerenza la presenza di un predecessore che non è di per sé necessariamente, come posso dire, interessato ad aiutare la continuità, ma potrebbe anche avere altre idee. Ma qui sto ragionando in termini ipotetici, logicamente. Ecco. Certamente. Professore, senta, naturalmente noi auguriamo il meglio al Papa, che si rimetta e che superi questa crisi. Resta un fatto, diciamo così, la macchina vaticana in queste situazioni come può reagire, come dovrebbe reagire? Perché comunque appunto lei dice la curia è lì per supporto al Santo Padre. Sì. Però ci sono delle decisioni che vengono prese indipendentemente dalla necessità. In questo caso specifico il Papa può liberamente, anche se è in una stanza di un ospedale, prendere delle decisioni, può firmare dei provvedimenti. Adesso gli dicono che deve riposare, dunque non lo potrà fare con la continuità di governo solita. Ecco, insomma, immaginiamo che adesso io qui mi trovo in difficoltà a esemplificare, però voglio dire, se il Papa tutte le mattine cominciava a lavorare alle 7 del mattino e finiva alle 19, dico, beh, adesso deve avere un ritmo più lento. Ma questo non significa che non possa prendere in mano delle situazioni, anche prendere delle decisioni che certamente, come già era prima, verranno istruite queste pratiche da persone che hanno come loro ufficio quello di istruire queste situazioni. Ecco, il Papa ha detto che gli dispiace molto, per esempio, non poter partecipare a certe celebrazioni liturgiche collegate al Giubileo, ma non è che per questo il Giubileo è finito o non c'è qualcun altro che può fare le stesse celebrazioni liturgiche o che queste valgano di meno. Ecco, non so se mi sto spiegando. Insomma, tutto funziona. Ecco, la speranza è che in questo caso specifico il Papa possa al più presto riprendere nella pienezza delle sue forze la sua attività. Forse, come ho letto che qualcuno ha detto, si dovrebbe risparmiare un po' di più, dovrebbe essere, insomma, come posso dire, non iperattivo come ha dimostrato di essere in questi ultimi anni, mancando solo in casi eccezionali, no? Come è successo, che ha dovuto dire non ce la faccio a respirare, qualcuno legga per me. Ecco, forse, sì. Ecco. Però questo dipende anche dalla forza d'animo, dalla capacità di reazione, dalla forza di resilienza di ciascuno di noi, in sostanza. Ecco, però non vedo un problema di governo, ecco, questo sto dicendo, in questo momento. Facciamo un'ipotesi, come posso dire? Bene, però il Papa a un certo punto sta talmente male che perde conoscenza, ecco, questo, quindi si trova in uno stato in cui non è in grado più di comunicare le sue opinioni o di parlare, insomma, no? Ecco, che la Chiesa non ha una regola su questo, no? Quindi certamente uno si può aspettare che le riprenda. Per esempio era nello sceneggiato di Sorrentino, quello sul Papa, a un certo punto Pio XIII, Lenny Belardo, va in coma e viene eletto un altro Papa, però poi si risveglia dal coma. Esatto, questa è la finzione scenica, però certamente, voglio dire,
È un caso che può non del avvenire. tutto, è un caso non del tutto impossibile. Ora noi ci auguriamo che non avvenga, no? Però possiamo per questo forse potrebbe, non è peregrino immaginare che delle regole si pongano con tutta la delicatezza, perché è chiaro che se questo caso avvenisse, che succede? Non è più qui un Papa che ha rinunciato, ma è un Papa che è stato impedito nell'esercizio della sua funzione e qualcuno ha preso la sua funzione. Ecco, si può immaginare per esempio una potestà vicaria a tempo, fino a che il Papa, come posso dire, felicemente regnante ma incapace di regnare, non possa tornare a regnare. Si può creare una situazione che potrebbe durare un mese, 10 anni, 15 anni. Qui ci sono enormi problemi, no? Perché per noi, per i cattolici, il Papa non è semplicemente, non svolge un'attività manageriale, insomma organizzativa, no? Ma svolge una funzione petrina, paterna, episcopale, che è legata alla sua persona, proprio alla sua persona, che per questo motivo è insostituibile. Ecco, non c'è uno che può essere delegato dal Papa pleno iure a fare le cose che il Papa in quel momento non ha, per esempio, non avesse voglia di fare o non potesse fare. Quindi il problema è enorme, va trattato con grande delicatezza. Sarei d'accordo con lei quando dice è un problema che nel passato si è presentato in forme diverse, chiaramente. Oggi la vita si allunga, le persone per fortuna riescono a essere più a lungo in vita, non sempre con tutte le forze necessarie per svolgere certe funzioni. Ecco, gli organismi statali prevedono, non so, la rotazione delle cariche. Immaginiamoci il magnifico rettore di una università è in carica per 6 anni, 7 anni e non può essere rieletto. Però il Presidente della Repubblica, ecco, Mattarella, no? È al suo secondo mandato, ma anche questa è una situazione eccezionale e comunque sia è un mandato a tempo. Ecco, qui la Chiesa Cattolica queste regole non le ha previste e quindi i problemi sorgono in questo senso. Ecco. Allora vedremo che cosa succederà e che cosa la saggezza... Io penso... Sì. Ecco, no, io penso che lo rivedremo presto tra noi e possiamo dire che ecco, insomma, abbiamo passato tutti un brutto quarto d'ora, forse qualcosa di più di un brutto quarto d'ora, perché ma non solo perché non sappiamo come altrimenti fare, no? Perché credo che abbiamo anche bisogno della forza, ecco, dell'autorevolezza di un Papa che riesce a esprimere insomma quello che la Chiesa sente di dover dire al mondo. Ecco, direi, prendiamola così in questo momento. Ecco, abbiamo bisogno che guarisca presto e che questi nostri esercizi, come la nostra conversazione, restino veramente gli esercizi, come facciamo noi professori universitari, più teorici che pratici. E meglio non si poteva dire. Grazie, professore. Grazie a lei, è stato un piacere. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. A te la linea, Antonino. Allora, io voglio ringraziare il professor Pierluigi Consorti per la sua cortesia, soprattutto per la sua estrema chiarezza. Credo che abbia chiarito bene la situazione e abbia fugato anche tutta una serie di dubbi o dicerie che possono nascere da questa situazione, che chiaramente è una situazione di difficoltà per la Chiesa. Ma vedete, la legge canonica ha proprio questa sua caratteristica, riesce e lo fa proprio per la sua natura, per essere una legge guidata anche dallo spirito di carità, oltre che di equità, riesce a reagire, possiamo dire, in tempo reale alle svolte che la storia impone alla Chiesa, a differenza, per esempio, dei sistemi cosiddetti codificati, come si chiamano, no? Il codice civile, penale e così via, per cui ci vuole una legge per modificare. Il diritto canonico riesce ad adattarsi in maniera molto rapida, molto reattiva a quello che succede, per cui la situazione mi sembra che sia sotto controllo. Poi stavo guardando, ancora non c'è il bollettino della sala stampa di stasera, però la giornata a quanto pare è trascorsa in maniera abbastanza serena per il Santo Padre. Adesso noi passiamo invece a Qui Parlamento, perché abbiamo l'onorevole Simona Bordonali
con il decreto sui termini normativi. Stiamola un po' a sentire e poi torniamo per i saluti. Vai pure, Sveva. Qui Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Sottosegretario Castiello. Oggi ci troviamo a votare un decreto fondamentale per la stabilità economica e sociale del nostro Paese, il cosiddetto decreto milleproroghe. E mi permetto un inciso, Presidente, un decreto che ogni anno viene approvato indistintamente da chi governa, che sia centrodestra, centrosinistra, rossi, verdi, blu, gialli, un decreto che viene approvato e la informo tramite lei, Presidente, il collega Colucci, che ogni anno viene messa la fiducia per l'approvazione di questo decreto, quindi questo è sfuggito e questa polemica veramente non la comprendiamo. Ma perché approviamo il decreto milleproroghe? Perché sappiamo che è un provvedimento che consente di dare continuità a molte misure fondamentali, correggere criticità, offrire risposte concrete ai cittadini, alle imprese e agli enti locali. Grazie soprattutto all'impegno della Lega, ai numerosi emendamenti presentati dal nostro gruppo ed accolti durante il lungo esame in Commissione al Senato, questo decreto è stato migliorato, reso più efficace e più vicino alle esigenze reali di chi vive e lavora in Italia. Oggi voglio soffermarmi su alcuni dei risultati più importanti ottenuti grazie anche alle nostre proposte, perché rappresentano scelte di buonsenso, di giustizia sociale e di attenzione ai bisogni concreti degli italiani. Uno dei temi centrali su cui abbiamo lavorato riguarda la gestione del debito fiscale e la rottamazione delle cartelle esattoriali. E voglio essere molto chiara, colleghi, su questo punto. Chi ha dichiarato il proprio reddito ma si trova in difficoltà a pagare non è un evasore fiscale. E chi ha incolpato questo governo in questi giorni di essere un governo che concede l'evasione fiscale, ecco, voglio ricordare che questo è il governo che più ha fatto per il contrasto all'evasione e i dati lo certificano. Grazie agli interventi del ministro Giorgetti sono stati recuperati del 2024 ben 26,5 miliardi di evasione fiscale, con 1,6 miliardi in più rispetto al 2023. Quindi gli interventi di questo governo, ma soprattutto del ministro Giorgetti, certificano che questo è un governo che combatte l'evasione fiscale. Infatti il ministro Giorgetti ha sottolineato che questo provvedimento non è un condono per i furbi, ma una misura che consenta a milioni di italiani di saldare i propri debiti senza essere schiacciati da interessi spropositati e sanzioni che trasformano un problema temporaneo in una condanna definitiva. Pensiamo alle partite IVA, ai piccoli imprenditori, agli artigiani che negli ultimi anni hanno dovuto affrontare crisi su crisi, prima la pandemia, poi il caro energia, l'inflazione, il calo dei consumi. Senza un intervento mirato, cari colleghi, il rischio era quello di far fallire migliaia di attività, lasciando senza lavoro intere famiglie. Grazie invece all'azione della Lega, all'azione del governo, è stata garantita una rateizzazione più lunga per consentire ai contribuenti di mettersi in regola senza soffocare sotto il peso di scadenze troppo ravvicinate. È stata ridotta la pressione degli interessi di mora e delle sanzioni, che spesso raddoppiavano o triplicavano l'importo iniziale. È stato introdotto un meccanismo più equo per la gestione dei debiti fiscali, in modo da favorire chi vuole pagare senza distruggere aziende e posti di lavoro. Questo, cari colleghi, non è solo un intervento economico, ma una scelta di giustizia sociale. Un altro tema su cui abbiamo voluto incidere con forza è la sicurezza urbana e la tutela delle forze di polizia. Lo sappiamo tutti, non c'è libertà senza sicurezza.
I cittadini devono sentirsi protetti nelle proprie città, nei quartieri, sui mezzi pubblici e le forze di polizia devono avere strumenti adeguati per garantire questa protezione. Come ha dichiarato il ministro Salvini, difendere la sicurezza non è un lusso, ma è un dovere dello Stato. Per questo abbiamo ottenuto che l'uso del taser, e io ricordo che l'utilizzo del taser venne introdotto da Matteo Salvini quando era ministro dell'Interno, venga esteso e reso strutturale per gli agenti della polizia locale con qualifica di pubblica sicurezza. E cosa significa, colleghi, questo in concreto? Significa che un agente di polizia locale che si trova ad affrontare una situazione pericolosa non dovrà più rischiare la vita perché è sprovvisto di strumenti adeguati. Significa che si potrà intervenire con un'arma non letale che evita il contatto fisico diretto, riducendo il rischio di ferimenti sia per gli agenti che per chi delinque. Significa che le nostre città saranno più sicure perché il taser è un deterrente potente contro aggressioni e violenze. L'esperienza di molte città italiane e straniere dimostra che il taser riduce gli episodi di resistenza pubblica ufficiale e consente di gestire situazioni critiche senza dover ricorrere all'uso delle armi da fuoco. Chi dice il contrario, chi critica questa misura, non sta difendendo la libertà, ma sta mettendo a rischio la sicurezza di tutti. Un'altra battaglia che abbiamo portato avanti con determinazione riguarda il tema della disabilità. Abbiamo introdotto nel decreto una misura che avvia la sperimentazione del progetto Vita, che permette di velocizzare i tempi per il riconoscimento dell'invalidità civile, evitando le attese lunghissime che ne penalizzano chi ha bisogno di assistenza. Migliorare l'erogazione dei servizi e delle prestazioni per le persone con disabilità, garantendo una risposta più efficiente e più umana. Su questi temi la Lega, con il suo ministro Locatelli, ha sempre dimostrato con i fatti di essere dalla parte di chi ha più bisogno. Molti altri interventi, signora Presidente, del milleproroghe vanno nella direzione di dare stabilità e respiro al mondo del lavoro. Ad esempio l'introduzione della proroga per le qualifiche di meccanici, dell'elettrauto, per evitare la chiusura forzata di migliaia di imprese, o il sostegno al settore balneare con la proroga della stagione turistica per il 2025 che garantisce la stabilità a un comparto fondamentale per l'economia italiana, o maggiore flessibilità per le imprese del settore energetico per contenere il caro bollette e tutelare famiglie e aziende. Signora Presidente, queste non sono delle semplici proroghe, ma scelte di visione, di politica concreta che mettono al centro la crescita del Paese e la tutela del lavoro. Onorevoli colleghi, il milleproroghe di quest'anno non è un semplice provvedimento amministrativo, è un decreto che interviene su temi fondamentali per la vita degli italiani: giustizia fiscale, sicurezza, sostegno alle imprese, tutela delle fasce più deboli. Grazie all'attenzione della Lega abbiamo reso questo decreto più equo, più efficace, più vicino alle esigenze reali del Paese. Per questo motivo, con convinzione e con orgoglio, annuncio il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier. Grazie, onorevole. È iscritta a parlare. A te, Antonino. Grazie Sveva, manca la sigla del Qui Parlamento però. Qui Parlamento. Perfetto, allora eccoci qua alle 19:24 minuti e 27 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Siamo quasi addirittura d'arrivo, però io so che il nostro Vito Coviello ha colpito ancora, ha mandato una poesia che mi dicono essere dedicata a Sveva e alle donne che dipingono, recitano, scrivono e fanno arte a tutte le donne del mondo. Quindi davanti a un così gentile omaggio io direi che la nostra Sveva e voi tutte, gentili signore e signorine che state ascoltando la trasmissione, possiate apprezzare i versi del nostro Vito. Vai Sveva, vai!
dedicata a te. La scriverò nel vento, la mia poesia dedicata a te, perché Sefiro te la sussurri dolcemente. La scriverò sulle onde del mare in primavera, perché i suoi versi accarezzino il tuo corpo di bellissima sirena. La scriverò sopra i raggi del sole d'estate, perché le sue parole coprino di caldi baci la tua pelle abbronzata. La scriverò sulle ali di una rondine d'autunno, perché tu possa volare alto nel cielo azzurro e tornare da me innamorata. La scriverò d'inverno su un manto di neve candido e puro come il mio amore per te. Antonino? Eccoci. Sono estasiato, veramente. Sveva, insomma, la destinataria dell'omaggio sei tu, di qualcosa. Beh, ringrazio Vito, come sempre, bellissime parole, ogni sera di più e lo ringraziamo veramente tanto. Io e tutte le donne a cui l'ha dedicata sicuramente. Molto bene, allora, bella gente, si sono fatte le 19, 27 minuti e 50 secondi, tra poco chiudiamo, abbiamo ancora il tempo per una brevissima telefonata allo 0292947222, perché sono già le 19:28, quindi i minuti sono diventati 2. Che dirvi di più che alle 20 andrà in onda come sempre Aria Fritta, mentre noi ci ritroveremo domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Domani avremo con noi Antonio Zennaro, analizzeremo in conto corrente gli effetti delle elezioni tedesche sull'economia. Avremo anche Paola D'Amico, come sempre la nostra elegantissima amica degli animali, e molto altro ancora, perché la trasmissione si fa tutti insieme. La canzone con cui ci salutiamo, anch'essa di Gianni Pettenati, è La Tramontana del 1968. Voglio ringraziarvi per il vostro tempo, come sempre, grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.